fu il mare il vero dominio di Venezia e le navi lo strumento della sua grandezza e della sua ricchezza. Va da sé che l'Arsenale, il cantiere più vasto d'Europa, la prima vera catena di montaggio della storia, sia stato nei secoli il cuore pulsante della città e un presidio irrinunciabile da difendere. In una città difesa naturalmente dalle acque, le uniche mura sono quelle dell'Arsenale, dal quale uscirono le navi più importanti della Serenissima, che fecero la fortuna e la grandezza della Repubblica. Un luogo così importante non poteva non caricarsi di simbologia, ed ecco che il portale monumentale viene costruito dopo la metà del 400 prendendo a modello un arco romano, seguendo i dettami del recupero del classicismo così cari all'umanesimo del Rinascimento. Solo pochi anni prima Costantinopoli era caduta sotto le armate di Maometto II e si era diffusa l'ideologia di Venezia come terza Roma. Nel 1460 Leone da Molino promuove l'edificazione del portale, che sarà poi arricchito con altri elementi dopo la vittoria a Lepanto e le conquiste di Francesco Morosini. Cristi Incarnazione 1460, si legge sul contrafforte di destra, sopra ha un bellissimo leone, ma a noi interessa molto di più andare a vedere quello di sinistra, dove ancora sopra a un leone si legge molto chiaramente Ab Urbe Condita 1039, ovvero a 1039 anni dalla fondazione della città. Ab Urbe Condita è una espressione che fu in uso nella storiografia romana come indicazione cronologica e che i veneziani adottarono. 1460 meno 1039 uguale 421, ovvero l'anno leggendario di fondazione della città.